Che cos'è Skills? Skills è un percorso di una settimana, 5 giornate, 5 serate dalle 19 alle 23, in cui lavoreremo unicamente sulle emozioni. Per un attore è importantissimo riuscire a lavorare sulle emozioni, ma in che senso? Nel senso di non aspettare l'emozione, ma essere in grado di evocarla, suscitarla, farla vivere al pubblico. Che cosa vuol dire? Che l'attore non deve essere emotivo, l'attore non vive di emotività, l'attore deve lavorare con una consapevolezza e attraverso questa consapevolezza trasmettere al pubblico. Per cui il punto focale non è che l'attore si deve emozionare, ma deve emozionare. Per fare questo deve sviluppare una tecnica che sia sì psicofisica, ma soprattutto muscolare. Io sono tanti anni che lavoro sulla respirazione dell'emozione, il respiro delle emozioni, e per cui attraverso il respiro far nascere l'emozione al momento giusto per quel personaggio in una determinata scena. È un percorso, certo, magari non adatto a tutti, è una tecnica che funziona con alcuni attori e con altri no, però è un'esperienza, cioè quest'idea che le emozioni siano qualcosa che può essere evocato dal punto di vista fisico e non semplicemente dal punto di vista della memoria emotiva, tecnica di Stanislavski, ma io sono più affezionato a Sanford Meisner che, criticando l'Actor Studio, dice non è che l'attore si può mettere alla finestra e aspettare di sentire la neve, per cui aspettare che nevichi. No, tutto quello che avviene è dentro di noi e dobbiamo imparare a usare noi stessi in funzione del lavoro attoriale. Per cui Skills è un'abilità divisa in 5 serate dal 26 settembre al 30 settembre, qui recitando a Padova, e sarà un lavoro molto intenso, aperto a tutti, sia a chi ha già fatto teatro, sia a chi si sta avvicinando alla recitazione, ma è un modo per capire che il lavoro dell'attore è un lavoro molto serio, è un gioco bellissimo, ma se volete mettervi in gioco, le porte sono aperte per tutti. Ciao, io vi aspetto.